Coordinamento Fabi Veneto Banca a confronto con il segretario generale Sileoni, che ha tracciato la linea da seguire di fronte alla preoccupazione per il futuro e alle tante domande senza risposta. Un'unica certezza: non saranno i lavoratori a pagare per le colpe degli ex amministratori, colpe che hanno messo in ginocchio l'istituto, polverizzando i capitali e azzerando il valore delle azioni, da circa 40 euro a 10 centesimi. Chiaro, Sileoni, se ci saranno licenziamenti proclameremo lo sciopero generale perché non possiamo permettere simili precedenti. Il primo a prendere la parola è stato il padrone di casa Giuseppe Algeri, coordinatore Fabi Gruppo Veneto Banca, che ha salutato con riconoscenza la segreteria nazionale, presente con il segretario generale Sileoni e il segretario nazionale Luca Bertinotti. Una partecipazione e una vicinanza gradita in questo momento critico e delicato per l'intero settore, soprattutto per Veneto Banca, che ha visto anche le dimissioni del suo presidente Beniamino Anselmi. Situazione, quella dell'Istituto Veneto e della sua controllata banca intermobiliare, descritta nelle relazioni presentate da Giulianini della segreteria Fabi Veneto Banca e Fabio Baldini, coordinatore Fabi BIM. Quindi la parola a Sileoni, che dopo aver fatto il punto dell'intero settore bancario ha tracciato la strada da seguire per Veneto Banca. Ci vuole coscienza e realismo: se non si presenteranno investitori locali, le eventuali fusioni sono un progetto che prenderemo in considerazione, ma solo quando avremo in mano il piano industriale e ci sarà la garanzia dei finanziamenti necessari all'operazione. Sicuramente non consentiremo che la malagestione degli ex amministratori ricada sui lavoratori e al primo licenziamento, come comunicato anche alla stampa, proclameremo lo sciopero generale. Per la Fabi infatti la questione non è solo locale ma nazionale. È importante sottolineare che non si possono far passare precedenti simili che sarebbero pericolosissimi per l'intera categoria. Quando saremo convocati cercheremo di portare a casa prepensionamenti volontari, ha continuato Sileoni, ma parallelamente sarà necessario valutare e monitorare affinché sia presentato un progetto serio per convincere la BCE. Seguito e applaudito, Sileoni ha poi risposto alle domande e osservazioni dei presenti. Tanti dubbi e le domande senza risposta per chi ogni giorno si confronta con i lavoratori. Tenete sempre presente, ha concluso Sileoni, che mai come oggi siamo noi artefici del nostro destino. Bisogna saper prendere anche posizioni scomode, educare i lavoratori e renderli consapevoli, denunciare le situazioni di malagestione, le pressioni commerciali, gli sprechi e non piegarsi a compromessi. Serve coraggio, competenza e una visione realistica della situazione, dei passi da compiere, per non farsi prendere in giro da chi fa solo i suoi interessi. Un confronto con il segretario generale della Fabi Sileoni oggi, un confronto per parlare di Veneto Banca. Qual è la situazione, qual è la posizione del sindacato? La situazione di Veneto Banca è evidente, molto difficile e particolarmente critica. Siamo molto grati alla segreteria nazionale per la vicinanza che ci sta dimostrando. E che cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo di conoscere un piano industriale che inizialmente sarà realizzato sulla base di un programma stand alone, anche se riteniamo molto probabile che Veneto Banca in futuro si aggreghi con qualche altra realtà. Naturalmente, se dovesse verificarsi una fusione, questa dovrà essere sostenuta da un piano industriale credibile e da degli investimenti concreti. È chiaro che il sindacato, al primo segnale di licenziamento collettivo, mobiliterà tutti i lavoratori e scenderà in piazza in difesa del loro posto di lavoro. Come ha preso il sindacato le dimissioni di Anselmi alla presidenza di Veneto Banca? Le dimissioni di Anselmi sono state una vera doccia fredda, perché con il nuovo presidente le organizzazioni sindacali avevano già iniziato un percorso molto positivo di grande attenzione al personale. Il presidente aveva sempre dichiarato che i problemi occupazionali sarebbero stati risolti senza ricorrere a macelleria sociale. Le sue dimissioni e il fatto che abbia lasciato la nave un pochettino ci preoccupa sul futuro di Veneto Banca. Non sappiamo ancora il nuovo presidente che intenzioni abbia e che orientamento abbia. Il problema riguarda non soltanto il Veneto, ma tutti i territori in cui Veneto Banca è presente. Si è svolto un presidio durante l'assemblea degli azionisti di Veneto Banca, come è andato? Il presidio ha coinvolto le sigle sindacali ed è il primo di una serie di iniziative che, se sarà necessario, metteremo in campo contro fusioni che comportino comunque licenziamenti collettivi di qualsiasi tipo. I colleghi fino a pochi mesi fa erano preoccupati, oggi sono angosciati, perché quando si parla di licenziamenti collettivi subentra l'angoscia e questo si ripercuote nella giornata
lavorativa quotidiana e quindi si spera di uscire da questa situazione il prima possibile. Gli azionisti hanno votato l'azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori dell'istituto. Cosa ne pensa la Fabi? Ma era senz'altro un atto dovuto che forse doveva essere fatto anche prima. Se ricordiamo già la mala gestio era già stata evidenziata anche dalle forze dell'ordine e della finanza già nello scorso anno, il 17 febbraio dello scorso anno, quindi si doveva arrivare per forza a capire di chi fossero le responsabilità e a capire come funzionavano certi tipi di operazioni che hanno portato adesso la banca nel dissesto. Ora abbiamo praticamente una banca che non vale più nulla, questo ha indebolito poi il territorio e ha portato ad una crisi generalizzata. Purtroppo era un sistema perché non coinvolge solo noi di Veneto Banca ma anche Popolare Vicenza che ci sta a 50 km, quindi probabilmente i due esponenti di spicco, quindi consoli per noi e Zonin per la Vicenza, dovevano essere fermati prima. Chiaramente dalla nostra parte riteniamo che dobbiamo per forza fare qualcosa, che ci debba essere un intervento, perché non possiamo tollerare che sempre siano i soliti a pagare, ossia i lavoratori, per questi errori del management.